Questo libro nasce dalla mia esperienza politica come ex vicepresidente della regione Liguria, assessore all'urbanistica. L'alchimia del consenso è un titolo che guarda assolutamente in alto e guarda anche dentro di noi, mi pare di capire. Insomma, strategie di comunicazione per la politica è veramente tutto. Questo libro nasce dalla mia esperienza politica come ex vicepresidente della regione Liguria, assessore all'urbanistica, e da quella di Massimo Frasson nell'ambito del marketing. Perché abbiamo voluto scrivere questo libro? Perché è giusto che la gente conosca. Oggi è sempre più importante capire come funziona la comunicazione, perché la comunicazione è tutto, soprattutto quella politica, in un momento storico come questo, dove le persone si sentono distanti, dove è sempre più in aumento il partito bianco dell'astensionismo. E quindi questo è un libro non solo per addetti ai lavori, di chi vuole approcciarsi al mondo della politica o chi già la fa, ma è un libro che va benissimo anche per chi vuole capire come funziona la comunicazione in generale, perché è un cocktail esplosivo non soltanto della mia esperienza, ma di tante tecniche che riguardano il marketing relazionale, la sociologia, la psicologia, il neuromarketing, che possono essere utili nella vita privata ma anche nella vita professionale. E infatti noi parliamo sempre dell'alchimia del consenso come un libro potente che apre la mente, e vi assicuro che in un momento come questo avere la consapevolezza di che cosa significa votare un candidato o una persona è molto importante, perché con il vostro voto voi date un valore alla persona, ma soprattutto la vostra fiducia, vi affidate nelle mani di chi deve rappresentarvi, ed è giusto capire cosa c'è dietro la comunicazione dei politici e in generale della comunicazione. L'importante è che il cittadino si senta al centro quando ne ha la possibilità, come in questo momento. Ora è bene saper fare delle scelte mirate per poi non lamentarsi, perché se oggi la politica nazionale non è tanto gradita e la gente si lamenta che tutto il paese va a rotoli, ricordatevi che non è soltanto responsabile chi vota, ma anche chi non vota. Per questo è importante esercitare un diritto che a mio avviso va rispettato solo ed esclusivamente anche perché i nostri nonni e le generazioni passate hanno lottato per farcelo avere.